Un nuovo colpo di scena ha scosso questa sera il retroscena del Napoli. E questa volta si tratta di chiarire cosa è realtà e cosa sono solo voci di mercato. Come sempre, qui sul canale si trovano informazioni confermate da fonti attendibili. E il giornalista Rai Ciro Venerato ha appena fatto luce su 3 dei nomi più chiacchierati degli ultimi giorni: Sudakov, Chiesa e Florentino Luis. Quindi lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Perché oggi l'attenzione è rivolta a separare la realtà dalla finzione nella pianificazione del nostro glorioso Napoli. Andiamo subito al sodo. La trattativa per Georgi Sudakov resta ferma e seria. Secondo Venerato, lo Shakhtar Donetsk vuole una struttura di pagamento più garantita. Con 35 milioni fissi e 5 di bonus, più una percentuale su una futura rivendita. Il che dimostra quanto il club ucraino punti sulle potenzialità del giovane centrocampista. Ma il Napoli ha una tu in questa disputa: la volontà del giocatore stesso e l'appoggio della sua famiglia, che vede il progetto partenopeo come ideale per la sua crescita. Questa potrebbe essere la differenza che sancisce l'accordo nei prossimi giorni. D'altra parte, le speculazioni su Federico Chiesa sono state ufficialmente smentite. Venerato è stato categorico: non c'è nessuna trattativa con il Liverpool o con la dirigenza del giocatore. Sebbene il nome sia stato effettivamente preso in considerazione a gennaio, il Napoli sta seguendo altre strade e la fonte legata al club inglese ha smentito qualsiasi tipo di anticipazione o approvazione. Questo significa che, almeno per ora, il nome di Chiesa è fuori dai piani concreti della dirigenza partenopea. E per concludere, anche Florentino Luis, del Benfica, è lontano. Nonostante sia un profilo interessante per il centrocampo, il Napoli non ha fatto passi avanti nella trattativa e i tempi dell'operazione sembrano essere passati. Secondo Venerato, non ci sono indicazioni che il club portoghese sia in fase di dialogo avanzato con il Napoli, il che mette il centrocampista fuori dai radar immediati per la prossima finestra di mercato. Il quadro è quindi più chiaro: Sudakov è al centro dell'attenzione, con una trattativa seria in corso. Chiesa e Florentino Luis, per ora, sono solo rumori di mercato e il Napoli resta concentrato sulla costruzione di una squadra competitiva, ambiziosa e finanziariamente equilibrata per l'era Conte. E ora vogliamo sapere da voi, tifosi del Napoli. Pensate che Sudakov sarà il tassello mancante nel centrocampo azzurro? Pensate che il club debba insistere su Chiesa o Florentino, o è meglio guardare a nuovi nomi? Commentate qui sotto, condividete questo aggiornamento con altri tifosi e, ovviamente, ringraziateci per rafforzare il canale e continuare a seguire le notizie più affidabili sul nostro glorioso Napoli.